Libertà, canale 252. Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere. Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, in questa puntata faremo un attimo il punto delle ultime, diciamo, notizie a livello economico di questa settimana e poi nella seconda parte parleremo di energia per fare un po' il punto sulla situazione appunto energetica a livello di bollette, anche alla luce del nuovo insomma del recente decreto bollette e alle novità che sono state introdotte. Allora, prima di parlarvi appunto del documento di economia e finanza che è stato appunto approvato, vi inizierei a fare una panoramica a livello economico della situazione italiana nel primo trimestre dell'anno. Una mano ce lo dà anche Confcommercio con insomma i suoi numeri e insomma è molto interessante anche per capire questi primi mesi del 2023 come sono stati appunto per l'Italia e soprattutto per gli italiani. Allora, questo primo trimestre dell'anno si è chiuso con una diciamo stagnazione dell'economia italiana. Ovviamente i numeri si allontanano insomma dall'ipotesi di una recessione tecnica, ma ovviamente questo non va a eliminare le incertezze e le preoccupazioni per i prossimi mesi dell'anno, anche alla luce soprattutto del peggioramento del quadro internazionale, insomma della crisi bancaria che c'è stata, crisi bancaria che molto probabilmente porterà a un restringimento creditizio e quindi a un probabile rallentamento dell'economia in Europa e negli Stati Uniti. Tra l'altro ipotesi anche avanzata dalla stessa Fed appunto americana. Per quanto riguarda appunto l'Italia, quindi non andiamo oltreoceano, in Italia il mercato del lavoro però ha evidenziato, diciamo, dei confortanti segnali di tenuta a febbraio, nonostante il rallentamento dell'attività che si era registrato tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 e più in particolare a gennaio. Questo elemento, quindi il fatto che, insomma il mercato del lavoro abbia in qualche modo tenuto, ha permesso di contenere la perdita del potere d'acquisto subita dalle famiglie a causa ovviamente dell'elevata inflazione che si è registrato per tutto il 2022 e all'inizio del 2023 sembra essersi un po' mitigata, anche perché ricordiamo l'inflazione sta lentamente scendendo. Quindi a che punto siamo? Ci troviamo fondamentalmente in un contesto dove la produzione industriale a febbraio si è ridotta, meno 0,2% rispetto a gennaio, dove però c'è una notizia positiva perché questa si ipotizza le stime sono riviste a rialzo per il mese di marzo. Le famiglie da parte loro continuano nel loro percorso di recupero dei consumi che ovviamente è meno vigoroso di quanto ci si potesse aspettare ed è soprattutto concentrato sui servizi. E questo è un punto interessante. Per ottenere ovviamente questi risultati le famiglie hanno fatto ampio ricorso al proprio risparmio perché nel 2022 con il fatto che si sia alzata l'inflazione e quindi tutto costava di più rispetto ovviamente adesso che sta leggermente un po' scendendo, non ci sono stati aumenti salariali e quindi ovviamente si sono andati a erodere il risparmio familiare per poter far fronte appunto a questo aumento di prezzi. Ed è per questo che appunto si dice che questo continuo, diciamo, questo aumento del recupero dei consumi, soprattutto lato servizi, è legato al ricorso del risparmio. Situazione che però non può durare all'infinito e infatti si dice che ci si aspetta comunque dei miglioramenti sul versante del lavoro e dell'inflazione che potrebbe avvenire nella seconda parte del 2023 oppure ovviamente assisteremo a una stagnazione della domanda anche perché i soldi non sono ovviamente infiniti.
Dall'altra parte, come, vi ho detto, a marzo i consumi hanno, registrato una variazione, tendenziale del più 1,1%. Anche qui qualche minuto fa avevo detto che le famiglie hanno ripreso i consumi soprattutto nel settore dei servizi e infatti è questo. Questo più 1,1% è stato determinato quasi esclusivamente dal mondo dei servizi, che ha registrato un più un 5,8%, su cui ovviamente continua a pesare in modo positivo, il turismo, e questo è legato al fatto che le famiglie vogliono, recuperare, diciamo, parte dei consumi dedicati al tempo libero, a cui sono stati appunto costretti, rinunciare negli anni passati. Ricordiamo insomma il Covid, che non c'è stato solo nel 2020, ma ha proseguito anche nel 2021 e anche parte insomma del 2022. Lato beni, invece si registra una riduzione dello 0,4, rispetto allo stesso periodo, dell'anno, scorso. Infatti rimane fortemente negativa la domanda legata agli alimentari, quindi meno quasi il 4%, quindi si compra sempre meno alimentari, per l'energia elettrica meno 5%, per i mobili il 4%. La situazione invece per quanto riguarda il settore dell'abbigliamento e delle calzature è sempre ovviamente complicata, meno 0,8% su base annua. Ovviamente questo perché, uno dice: "Se, faccio già fatica a comprarmi insomma da mangiare, magari posso rinunciare sicuramente a un paio di scarpe o a un paio di jeans". Quindi situazione complessa nel settore delle calzature, a conferma appunto di come, al di là di occasionali miglioramenti, per questo segmento di consumo il ritorno ai valori del 2019 è sempre più, difficile. Ehm, Aspetto positivo è però che piano piano in questi primi mesi del 2023 c'è un progressivo recupero del clima di fiducia da parte delle famiglie e anche, delle imprese, che a marzo, insomma si sono rispettate le attese per un ritorno, insomma, dell'attività economica molto, positivo. La crescita quindi al momento c'è, ma è molto debole, e secondo le stime che fa appunto Confcommercio il PIL ad aprile, dovrebbe aumentare, ma solo di uno 0,3%, su marzo, quindi con una variazione, nulla rispetto a, l'anno scorso nello stesso periodo. Quindi questo è il quadro, diciamo, dei primi mesi del 2023. Sicuramente c'è qualche fattore positivo, ma come abbiamo visto, l'inflazione, la situazione internazionale continuano a, rendere difficile la gestione, soprattutto la spesa, economica legata a, alimentari, energia elettrica, insomma poi mobili, calzature e scarpe per le famiglie. Il potere d'acquisto si sta ancora erodendo, si sta facendo molto ricorso ai risparmi, ma insomma, a un certo punto anche lì i soldi giungono alla fine. Questo contesto perché si va a collegare al documento di economia e finanza che, come avrete sentito, è stato approvato, questa settimana in Consiglio, dei Ministri. E dentro questo documento di economia e finanza si contengono fondamentalmente le linee guida per le prossime, misure del governo nel breve e medio periodo. E che cosa si dice? Che allora il documento appunto, descritto poi anche da Giorgetti, quindi il ministro dell'economia, vede come il PIL si prevede una crescita del PIL dello 0,9% nel 2023, il programmatico, quindi c'era programmatico della crescita del PIL era dell'1%, quindi ci discostiamo insomma di poco, dato, rivisto a rialzo in confronto al, documento di economia e finanza di, novembre, dove la crescita per il 2023 era invece fissata allo 0,6%, mentre per il 2024, era stato previsto un 1,4, per cento. Il programma invece per il 2024, diciamo, si discosta leggermente perché era l'1,5%. Per il 2025 invece le stime di crescita sono dell'1,3, per cento, e 2026 dell'1%. Quindi diciamo che rispetto a quanto era, diciamo stato, programmato anche nei vari documenti precedenti, ci discostiamo, ben poco insomma, da quanto era, atteso.
La stima per il 2024, vi ho detto che, viene rivista, leggermente al ribasso, cioè dall'1,5 all'1,4, in confronto allo scorso novembre, quindi al documento che era stato prodotto lo scorso novembre. La proiezione invece per il 2025 è in linea con i documenti passati, mentre là c'è scritto: "La decelerazione per il 2026 è dovuta a prassi metodologiche, insomma, confrontate a livello dell'Unione Europea", quindi, s cambiano un attimo i punti di riferimento. Quindi questi, diciamo, alcuni dati su come dovrebbe crescere il PIL, nei prossimi anni. Quindi numeri positivi, un po' meno rispetto a quanto era stato detto a novembre, però insomma siamo vicino alla meta. Altro punto che è stato, analizzato all'interno del documento appunto di economia e finanza, ed era anche un, paletto, durante la campagna elettorale, era il cosiddetto taglio delle tasse, quindi il taglio del cuneo fiscale. Ecco, anche questo governo, come, quello Draghi, ha messo ben poche risorse, sul piatto, perché si parla di un, taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, per oltre quindi le risorse, 3 miliardi a valere sull'anno in corso. Quindi sono anche qui insomma pochi, quindi il taglio, diciamo che, non avrà un grossissimo impatto, sulla, busta paga o comunque sul diciamo sì, comunque su quanto uno guadagna, ogni mese, però ecco, piuttosto che niente, insomma uno ci si accontenta. Stesso proverbio, insomma stesso modo di dire, scusate, piuttosto che niente, meglio piuttosto, per l'andamento e la discesa della pressione fiscale, perché anche qui nel DEF si prevede che questa dovrebbe passare dal 43,3% nel 2022 al 42,7% entro il 2026. Quindi un calo, veramente basso e soprattutto in un arco temporale molto ampio. Vi ricordo che siamo nel 2023 e in 3 anni si dovrebbe passare dal 43,3 al 42,7, quindi anche qui un taglio, diciamo una discesa della pressione fiscale, molto lenta e soprattutto di cui probabilmente non ci accorgeremo neanche di questo, impatto. Altro appunto, quindi lato fiscale le misure sì ci sono, diciamo niente di così sconvolgente. Loro dicono appunto, il governo dice che sono state mantenute le promesse, sì, ma appunto insomma i soldi che sono stati messi in campo sono veramente pochi e insomma non si vedrà tutta questa, differenza, insomma non si sentirà, anche perché vi ricordo che c'è sempre un'inflazione che anche se in discesa è molto alta e quindi, questa azione non andrà a compensare, ecco, un'inflazione molto alta. Tema tra l'altro questo dell'inflazione e dei prezzi che andremo a trattare anche col nostro ospite nella seconda parte del programma per quanto riguarda la questione energia e poi insomma anche lui vi spiegherà meglio, la questione dei prezzi e come l'inflazione ha anche impattato su questo. Come vi stavo dicendo nel DEF c'è anche tutta, la parte legata o meglio l'impatto del PNRR sul PIL. Insomma, vi ho detto che per i prossimi anni è previsto comunque una crescita. Per il 2024 abbiamo una crescita al ribasso rispetto a quanto era stato programmato a novembre, sempre ovviamente in positivo, e ovviamente il PNRR, come aveva già detto, Draghi l'anno scorso, se attuato, quindi nel modo corretto e tutto, potrebbe dare una spinta economica molto importante all'economia, italiana. E infatti questa cosa viene anche sottolineata nel DEF, come l'impatto appunto del PNRR sul PIL si potrebbe tradurre in un più 1%, su quest'anno, fino ad una potenziale spinta del 3,4% nel 2026 e che il 2026 ovviamente è l'anno finale del piano, quindi quello dove, tutti i progetti che si dovevano comunque mettere in campo sono stati attuati, così anche come tutte le varie riforme. Ehm, e questa stima ovviamente è contenuta nel programma nazionale di riforma allegato al DEF e infatti loro dicono: "Nell'ipotesi di realizzazione integrale di tutti i progetti del piano, così come attualmente previste, quest'anno il PIL risulterebbe più alto dell'1% rispetto allo scenario, che non considera invece tali spese". Quindi, fondamentalmente nelle stime che son state fatte, diciamo non si sono considerate questa possibilità e quindi nel caso in cui anche quest'anno il governo dovesse riuscire a centrare tutti gli obiettivi,
insomma tutte le gli obiettivi e le riforme da fare, il PIL potrebbe insomma essere più alto rispetto a quanto era stato previsto. Quindi quest'anno appunto rispetto alle spese. Nel 2024 la spinta sarebbe quasi del 2%, parliamo di un più 1,8%, nel 2025 del più 2,7% e nel 2026, come vi ho detto, del più 3,4%. Precisa poi che la valutazione considera solo le risorse per i progetti aggiuntivi, non per quelli che sarebbero stati realizzati anche senza il PNRR. Perché questa precisazione? Perché, 2 settimane fa vi ho specificato che per esempio, il governo Draghi per quanto riguarda il PNRR ha investito la maggior parte di risorse in, progetti, come anche, Franco, l'ex ministro dell'economia, aveva specificato, che erano già in una fase, avanzata, quindi matura di realizzazione. Quindi erano progetti che a priori dal PNRR sarebbero giunti a termine, che però poi con l'arrivo del PNRR sono stati fagocitati dentro e quindi, sono ovviamente stati fatti rientrare tra i vari obiettivi, riforme, eccetera, eccetera. Loro dicono che invece ci potrebbe essere questa ulteriore spinta alla crescita del PIL che già, si andrà a verificare da quest'anno, se tutto dovesse andare nella giusta direzione, e poi fino al 2026 per tutti quei progetti che in realtà sono nuovi, cioè per tutti quei progetti che sono stati creati, diciamo, ad hoc per essere finanziati dai fondi appunto del PNRR, non per quelli che erano già in essere e che quindi, senza il PNRR sarebbero lo stesso, stati portati a fine. Questo sia lato norme, sia lato obiettivi, che vi ricordo essere proprio la messa in terra e la realizzazione di una qualsiasi tipo di, opera. Dopodiché, nel, documento e nei vari allegati si precisa anche una cosa molto interessante. Quando abbiamo avuto anche qui come ospite, Giuliano Mandolesi, quindi diciamo il commercialista, e avevam parlato insomma anche per diverse puntate del superbonus 110, delle modifiche che erano state fatte prima, della modifica che eran state fatte dopo rispetto alla cessione, dei crediti allo sconto in fattura. Avevamo anche detto come, cioè il governo dopo a tentare di tamponare la situazione superbonus, cercare varie soluzioni per i terremotati e per insomma chi aveva un ISEE fino a 15.000 €, l'idea principale era quello di andare a rivedere tutti i bonus, legati, quindi i vari bonus edilizi, e cercarli di riorganizzarli in modo da diciamo mettere, appunto un ordine e che potesse poi durare più a lungo, quindi cercando di evitare le sovrapposizioni e le distorsioni. Ci sono stati dei mesi in cui non si è più parlato di questo argomento, e adesso invece è ritornato appunto all'interno del DEF e dei suoi allegati. E lo spiega proprio, Giancarlo Giorgetti che, come vi ho detto, è il ministro dell'economia, che dice come il primo obiettivo è superare gradualmente alcune delle misure straordinarie attuate negli ultimi 3 anni e individuare nuovi interventi sia per il sostegno ai soggetti più vulnerabili che per il rilancio dell'economia. E poi Focus Bonus Edilizi dice: "La normalizzazione della politica di bilancio passa anche attraverso la revisione degli incentivi come il superbonus e il bonus facciate, che hanno avuto un tiraggio nettamente superiore alle stime". E io aggiungo: non solo questi 2 bonus hanno avuto un tiraggio superiore alle stime, ma come avevo anche detto nelle precedenti insomma, nei nostri precedenti appuntamento, anche la maggior parte, se non tutti i bonus edilizi hanno avuto un tiraggio appunto maggiore rispetto alle stime, quindi superiore rispetto alle stime. Insomma adesso magari dopo la pausa vedo se riesco a recuperarvi i dati che vi avevo citato quasi ormai secondo me 1 mese fa, e così vi rinfresco anche qui, la memoria. E proprio per questo, quindi per questa riorganizzazione, che il governo intende rivedere l'intera materia degli incentivi edilizi, combinando l'efficientamento con la, sostenibilità della finanza pubblica e l'equità distributiva. Quindi qui si va appunto a confermare quanto noi avevamo detto insomma in precedenza, quindi il fatto che c'è la volontà del governo di andare a, mettere in ordine
tutta la questione dei bonus, fiscali. Probabilmente si andrà anche ad agire sul fatto che non tutti potranno accedere a tutti i bonus, magari si punterà più appunto al cosiddetto ISEE, quindi chi è più povero, quindi sì, che è più in una situazione, le famiglie di disagio potranno accedere insomma a più bonus, e chi invece è in una situazione, un reddito medio alto, tendenzialmente poi bisogna anche capire cosa si intende per medio alto, perché molto spesso si danno insomma, per redditi medio alto, dei redditi assolutamente nella norma, e questo è un problema che molto spesso, a Roma, hanno. Insomma ci saranno meno sgravi appunto in questo caso fiscali sui bonus dell'edilizia. Stesso ragionamento tra l'altro sugli sgravi fiscali eccetera, c'è da fare. Insomma, adesso staremo a vedere con la delega fiscale, che era anche questo un argomento di cui avevo già parlato, per tutta la questione delle detrazioni e deduzioni fiscali, no, che sono quelle spese che il governo vuole riordinare e che fanno abbassare la bolletta fiscale, quando si compila per esempio il 730. Anche in questo caso l'idea generale era quella di andare a rivederle, vedendo anche in base al reddito, quindi che chi ha un reddito fondamentalmente alto, di escluderlo da determinate agevolazioni fiscali. Si diceva che quelle sanitarie, e poche altre erano comprese per tutte, molte altre in realtà sarebbero state insomma ci sarebbe stata una selezione. Come avevo anche già detto, anche in questo caso, bisognerà ben capire come verrà messa a terra questo taglio delle detrazioni e deduzioni fiscali, perché se fatto in modo eccessivamente frettoloso o poco puntuale, questo ovviamente potrebbe avere degli effetti, diciamo potrebbe provocare delle distorsioni molto, pesanti, anche e soprattutto per la fascia media della popolazione, che, vorrei ricordare non è una fascia ricca. Anche qui ribadisco il concetto che molto spesso si mettono dei tetti di reddito che in realtà, visto il costo della vita di oggi, non è per niente un reddito comunque alto. Ma allora, adesso facciamo, una pausa. Io vado intanto a cercare i dati, se li trovo appunto, ve li dico all'inizio della seconda parte, prima di fare intervenire appunto il nostro ospite, se no altrimenti procederemo con il nostro ospite. Quindi ci vediamo e sentiamo fra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà. Su Radio Libertà, senza filtri né censure.
Bene, allora eccoci di nuovo in onda. Io sono Giorgia Pacione di Belle, questo è Tax Girl. Allora, nella prima parte ci eravamo lasciati con appunto il fatto che avevo promesso dei dati, visto quanto aveva detto Giorgetti, sui vari bonus edilizi e sullo scostamento in realtà che c'è stato rispetto alle stime iniziali e il conto finale. Ho ritrovato questi dati che erano tra l'altro di uno studio fatto da un'impresa a febbraio e ve li vado a leggere. Me li avevo insomma già detti alcuni ormai un mesetto, più di un mesetto fa, però insomma ve li ripropongo perché loro dicono che i bonus da fare di tutti, scusate, il giro d'affari per tutti i bonus dell'edilizia ammontano a 110 miliardi di euro, ovvero 38 miliardi in più, quindi un più 53% rispetto ai 72 miliardi che erano stati stimati in partenza. Il solo super bonus 110 ha generato fatturazione per 61 miliardi, ovvero 25 miliardi in più rispetto ai 36 stimati in partenza, con una forbice tra la previsione e il dato finale che sfiora il 70%. Praticamente non si è per il 70 non so, ogni volta che leggo questi dati mi vien da ridere, perché sbagliare del 70% una previsione ce ne vuole. Gli altri bonus edilizi, quindi facciate, infissi, eccetera, hanno creato un business per 49 miliardi, ovvero 13 miliardi in più, quindi più il 36% rispetto ai 36 miliardi insomma stimati, e questo erano insomma le percentuali e le stime di cui vi andavo a parlare. Quindi gli errori sono stati fatti non solo sul superbonus e il bono facciata, ma in realtà su tutti i bonus edilizi ci sono stati appunto errori di valutazione. Poi tra l'altro c'era appunto Antonia che ci scrive come si raccontano soltanto bugie, sto ovviamente edulcorando il messaggio, perché leggo: "Siamo strozzati dai prezzi alti, dal gas alle stelle e stiamo mangiando i nostri risparmi", perché insomma la politica non il governo non parla di ciò. Insomma, una domanda che ci facciamo tutti quanti. Comunque, non entrando nell'argomento, adesso abbiamo qui con noi, come vi ho detto, appunto Luca Dago, il nostro esperto dell'energia, con cui faremo una panoramica appunto sul settore energetico. Ciao Luca, buongiorno. Buondì Giorgia, buondì agli ascoltatori. Allora, mentre Luca e la mia regia si stavano raccontando i fatti, perché ormai sono diventati, non so, migliori amici, Fede, non so, vuoi dire qualcosa anche tu in merito? Non lo so, così. No, no, a posto così. Ah no, bene, no, perché adesso i miei ospiti diventano comunque così, di tutti. Mah, comunque, a parte ciò, iniziamo appunto, entriamo nel mentre. Nel dunque. Allora, la prima domanda che insomma un po' tutti anche si stanno, chiedendo e vorrebbero insomma capire è il punto sulla situazione elettrica, cioè nel senso che trend, secondo te sono previsti, ovviamente lato prezzi, e tenendo conto anche dell'inflazione, perché insomma come ho spiegato anche ai miei ascoltatori all'inizio, la situazione in questi primi 3 mesi dell'anno sì, è leggermente migliorata, ma insomma c'è sempre questa inflazione che sta andando a erodere i risparmi degli italiani, la spesa, quindi il carrello della spesa degli alimentari è sempre, negativo, pesa anche sull'energia, ho detto prima i dati, insomma, però volevo chiedere a te, che sicuramente ne sai molto di più, a che cosa andiamo incontro nei prossimi mesi. Allora, iniziamo dicendo che anche le scorse volte che ci siamo sentiti abbiamo parlato delle variabili, no, che determinano i prezzi dell'energia e del gas, che sono delle variabili macroeconomiche, no, di settore. Dall'analisi che abbiamo fatto le scorse volte avevamo anticipato un po' quelli che poi sono venuti i ribassi dei prezzi che ci sono stati effettivamente nei trimestri invernali, anche se non hanno coperto gli aumenti che di fatto ci sono stati successivamente alla crisi Russia-Ucraina. I motivi dei ribassi che ci sono stati nei trimestri invernali dei prezzi all'ingrosso sono stati principalmente un inverno caldo, tranne ora questa coda che stiamo vivendo in questi giorni, ma è stato un inverno abbastanza caldo, una diversificazione che l'Europa e l'Italia hanno fatto delle fonti di approvvigionamento di gas per diversificare dalla dipendenza dalla Russia, e poi gli stoccaggi che non sono nient'altro che le riserve di gas che abbiamo ogni paese europeo, che abbiamo di fatto a un buon livello di copertura e un buon livello di riserva, oltre al fatto che non abbiamo avuto ulteriori escalation nel conflitto Russia-Ucraina. Quindi tutti questi elementi che abbiamo un po' anticipato
hanno permesso quindi di confermare a livello poi di mercati all'ingrosso una riduzione dei prezzi delle componenti di energia e di gas. I prezzi dell'energia e i prezzi del gas naturale in Italia sono strettamente connessi, cioè il prezzo dell'energia dipende da quello che è poi il prezzo all'ingrosso del gas. Che cosa succede? Quali possono essere i trend? Diciamo, partiamo dal dire che sul gas, senza poi dare dei numeri asettici per gli ascoltatori, sul gas rispetto a gennaio 23, il mese di marzo 2023 si è chiuso con un 30% di prezzo in meno, quindi il prezzo è effettivamente calato del 30%, un importo importante, una percentuale importante. Sull'energia elettrica ci sono stati i cali maggiori, perché di fatto rispetto al quarto trimestre 2022, il primo trimestre 2023 c'è stato un poco meno del 20% di ribasso, ma soprattutto in questo sempre trimestre, cioè aprile-luglio, il secondo trimestre 2023, avremo una riduzione del 55% di del prezzo dell'energia per un cliente tipo in maggior tutela, ovviamente stiamo parlando sempre, ricordiamolo. Le dinamiche sono quelle che abbiamo detto in premessa, cioè queste rassicurazioni hanno permesso di avere un calo dei prezzi sui mercati. Ora, che cosa ci aspettano da qui a fine dell'anno? Effettivamente ci potrebbe essere un piccolo rialzo, questi sono i trend che sono ad oggi preventivabili, ma un rialzo che non giustifica e che non copre il calo che abbiamo vissuto, quindi comunque una buona notizia. Gli aumenti che dovrebbero girarsi intorno al più 10% nel terzo trimestre 23 sono legati ad alcuni variabili. Prima fra tutte il discorso che un po' storicamente il terzo trimestre 23 è un po' più alto in media rispetto ai trimestri precedenti, e anche preoccupa un po' il tema dell'idraulicità, cioè non abbiamo neve e non abbiamo acqua. Questo è un grossissimo problema, perché gli impianti idroelettrici non sono di fatto utilizzabili o sono utilizzabili molto meno e sono fondamentali per la gestione del sistema nazionale elettrico, ma soprattutto non viene detto è importante l'acqua anche per raffreddare gli impianti a gas di produzione di energia elettrica. Senza acqua potremmo entrare un po' in difficoltà su questo. Piccola preoccupazione è sul riempimento degli stoccaggi per il prossimo inverno, perché non so se tutti sanno, ma noi ancora importiamo gas dalla Russia. Cioè noi ancora a livello italiano, anche se in piccole quantità, presso il gasdotto che passa per Tarvisio, arriva gas dalla Russia. In caso in cui questo gas venisse azzerato e avessimo un inverno molto rigido, cosa che ad oggi non possiamo preventivare, effettivamente potremmo andare un po' in tensione, nonostante però il percorso di diversificazione delle fonti, l'ultimo tra tutti l'arrivo del rigassificatore a Piombino che ci permetterà di utilizzare gas liquefatto per produrre energia, e da qui quindi la possibilità di utilizzare altri paesi per comprare il gas e non solo la Russia, ci permette di stare in una situazione sicuramente migliore rispetto a quella che vivevamo un anno fa. Ultimo tra tutti dico una notizia importante, perché oggi comunque è un po' un giorno storico a livello europeo, perché la Germania chiude la sua storia nucleare. Con oggi chiude le ultime 3 centrali nucleari. Dico questo perché è indicativo del fatto che i paesi europei sono su una strada di diversificazione delle fonti di gas importanti, cioè se la Germania non avesse potuto diversificare le fonti gas non avrebbe potuto chiudere il nucleare, ovviamente, ed è questo il rischio che vivevamo un anno fa. Invece grazie a una diversificazione, i tanti rigassificatori che loro stanno costruendo nel paese, è stato possibile rispettare il piano che era stato deciso poi dalla Merkel in occasione del disastro di Fukushima. Ma la Francia invece no, cioè la Francia continua nella sua storia, diciamo, nucleare. La Francia continua convintamente nella sua storia nucleare perché ha tra l'altro Salutiamo gli Macron amici francesi. Ciao, ciao. a inizio dell'anno scorso. No, ma io non entro nel merito del nucleare sì, nucleare no, perché servirebbe una puntata Ad apposita hoc, solo su certo, questo. adesso è un tema molto Però complicato. sicuramente dato di fatto è che la Francia ha la quasi totalità della loro produzione di energia da nucleare, e il programma nucleare più ambizioso in Europa è quello francese. Macron ha rilanciato miliardi di euro di investimenti sui nuovi nucleari da qui a 2050.
Che poi si parla insomma del nucleare, quello adesso non vorrei dire quello pulito, nel senso quello un po' più tecnologico, no? Sì, diciamo che il nucleare ha come beneficio, e mi stai costando a parlare del nucleare, il discorso per cui non produce CO2. Quindi di Esatto. fatto le problematiche del nucleare sono più che altro di sicurezza, ma Mh. neanche, permettimi di dire, questo come principale problema, perché il problema del nucleare è che gli incidenti sono rarissimi, però Okay. quando avviene l'incidente può essere molto rischioso, no? Abbiamo avuto Sì, certo, Chernobyl negli anni certo. '80 con impianti vecchi rispetto a quelli attuali, già Fukushima ha avuto delle problematiche molto diverse rispetto a Chernobyl, con una centrale molto avanzata. E così con le nuove tecnologie future. Il problema del nucleare sono la gestione delle scorie. Noi in Esatto, sì, Italia sì. abbiamo ancora le nostre Mh-mh. scorie per i pochi anni in cui siamo stati a nucleare, che non sappiamo dove metterle. Eh sì, è un problema insomma complicato anche questo. Poi giustamente come tu hai detto, ci vorrebbe una sola puntata per, affrontare in modo corretto e soprattutto completo un tema così, complesso. Ma noi invece torniamo ai nostri temi un po' più semplici, e soprattutto che, vanno a interessare direttamente le bollette, degli italiani e perché? Perché l'ultimo decreto, che insomma è stato fatto per cercare di aiutare le famiglie a contrastare il caro, bollette, ha avuto come protagonisti gli oneri generali di sistema. Perché dico questo? Perché sono stati confermati ovviamente lo stop per quelli del gas, ma poi dopo approfondiremo un attimo la questione, mentre per, gli oneri generali di sistema per le bollette dell'elettricità sono stati reintrodotti. Ovviamente questo ha, diciamo messo sul piede di guerra diverse associazioni perché, gli oneri comunque, generali di sistema sulle bollette del gas pesano circa, poi correggimi tu, un 20% e quindi questo significa comunque un aumento, a livello economico sulle prossime bollette dell'energia. Ti volevo chiedere quindi, di quanto parliamo, che impatto secondo te può avere e boh, a questo punto insomma anche tu hai detto che ci dovrebbe essere ipoteticamente un piccolo rialzo, insomma nei prossimi mesi, quindi insomma una situazione abbastanza complessa. Sì, allora, gli oneri generali di sistema, lo dicevi tu, sono una componente della bolletta dell'energia, ma anche del gas, ma Sì. pesano di più sull'energia, che in un momento in cui il prezzo energia era intorno a 50-60 euro megawattora, valevano anche il 20% della bolletta di un cliente Mh-mh. domestico, quindi una percentuale importante. Ora che il prezzo energia è un po' più alto e siamo intorno a 130-140 euro megawattora, ovviamente la percentuale è un po' calata, ma comunque rimane una parte rilevante della bolletta di Mh. tutti noi. Ricordiamo che il primo decreto con cui furono azzerati gli oneri generali di sistema risale all'epoca Draghi con il decreto legge 130 del settembre 21. Mh-mh. Lì di fatto erano stanziati 3 miliardi di euro, quindi una cifra cospicua, per azzerare gli oneri generali di sistema del quarto trimestre 2021, poi è stata una misura prorogata fino ad oggi, per tutti i domestici e per diciamo, i piccoli negozi commerciali, quindi le basse tensioni. Uhm, Come correttamente dicevi col decreto bollette del 30 marzo scorso, questo azzeramento degli oneri è stato annullato dall'attuale governo, ma controbilanciato un po' dai cali dell'energia che abbiamo visto, quindi reintroducendo gli oneri generali di sistema nelle bollette elettriche per tutti. Mh. Questo è pianificato come un incremento delle bollette di circa il 6%, quindi questo è il valore che mi chiedevi, controbilanciato però dal calo che abbiamo visto della componente Sì. energia. Vedremo poi quali potranno essere le ulteriori misure Mh-mh. per i prossimi mesi, perché, nell'ultimo decreto bollette è vero che viene tolto questi oneri, vengono rimessi questi oneri generali di sistema, ma dall'altra parte viene anche approvato ulteriori misure, tra cui un contributo fisso che viene erogato ai clienti finali qualora il prezzo che ci sarà quest'inverno del gas naturale all'ingrosso possa superare una determinata soglia, Sì, da che è ottobre si 45 euro dice. megawattora. Quindi da ottobre ci potrebbe essere la possibilità di aver riconosciuto un contributo fisso qualora il prezzo del gas si mantenga comunque molto alto. Sì, che tra l'altro ricordiamo che questo contributo fisso, rispetto a, insomma le altre agevolazioni
fiscali, insomma, che sono contenute soprattutto per le famiglie, più disagiate, quindi con l'ISEE questo contributo andrebbe a tutti, quindi, a tutte quelle famiglie che nel caso, ovviamente ci siano le condizioni, che non hanno, goduto appunto degli altri, benefici, a causa di un reddito appunto, basso, quindi si dice ISEE 15.000 €. Dicevo che adesso avremmo parlato degli oneri generali per il gas perché qualche settimana fa è uscita una, ricerca, diciamo un approfondimento fatto da appunto, Segugio.it e SOS Tariffe, dove evidenziavano una cosa abbastanza particolare, che poi ti chiedo se ci puoi un attimo, spiegare meglio. Che loro dicevano che, la decisione del governo di, insomma anche quello di confermare lo stop degli oneri generali sul gas, in realtà andrà a, procurare, cioè andrà a avere come effetto un aumento anche sulle bollette del gas, perché fino ad ora noi eravamo in negativo. Ti volevo un attimo, chiedere di fare chiarezza, perché mi sembra un meccanismo abbastanza, insomma, complesso. Allora, E qui sarò soprattutto se è sintetico. vero questa cosa. Sì, esatto, Eh. esatto. Io qui sarò sintetico e diretto perché è un tema poi molto tecnico e quindi non è esattamente così. Molto spesso un titolone di giornale, come diciamo sei esperta tu, che voi giornalisti fate per attrarre l'attenzione poi di chi legge. Allora, tra le misure di contrasto all'aumento dei prezzi abbiamo detto ci sono stati tanti soldi che sono stati messi dai governi Sì. precedenti e dall'attuale governo per contrastare questi aumenti, tra cui non abbiamo citato, ma anche è stata confermata nell'ultimo decreto l'IVA al 5% sui consumi di Sì, gas esatto. naturale. Eh, per controbilanciare tutte queste cose positive che sono state fatte c'è anche qualcosa di negativo. Vedi ovviamente la reintroduzione di oneri generali sull'energia elettrica. Sul gas cosa è avvenuto? È che con il decreto energia del marzo scorso Draghi aveva di fatto investito una somma intorno ai 250 milioni di euro per la riduzione dei soli oneri generali del gas Mh, e l'autorità di settore, l'ARERA, aveva quindi pensato di utilizzare queste somme introducendo una sottocomponente aggiuntiva a sconto, quindi una sottocomponente negativa, la cosiddetta UC2C. okay. Questa componente di fatto, essendo a sconto, era negativa e quindi riduceva la bolletta gas ed era una componente che si applicava fino a 5.000 standard metro cubo di consumi. Quindi aveva anche un suo peso perché ha raggiunto poi il valore variabile, ma ha raggiunto anche i 0,34 centesimi di euro standard metro cubo, che per una famiglia tipo può anche raggiungere un valore di sconto di circa 400 euro l'anno, quindi una cifra sicuramente non trascurabile. Esatto. Ora col decreto bollette è stato fatto una riduzione notevole di questa componente che da 0,34 è stata ridotta a 0,11 per Mh-mh. il mese di aprile 23 e poi dal 1 di maggio sarà azzerata. Quindi questo sconto indiretto che ci sarebbe stato in bolletta difatti non c'è più. Okay. Però abbiamo già detto che ci sono altre misure compensative di questa misura che è tolta, quindi dire che c'è un aumento dei prezzi del gas perché questa componente è stata azzerata, non mi sentirei di dire, abbiamo visto già i prezzi del gas che sono scesi notevolmente, quindi Okay. le due cose si compensano. Ecco. Okay, quindi fondamentalmente, diciamo che loro dicono che ci sarà questo aumento che in realtà non è un aumento perché è compensato da, appunto, altri fattori, perché il È un governo ha mess azzeramento di un bonus, esatto, perché perdonami il se ti governo ha messo interrompo. meno Sì. soldi rispetto a Draghi. Fondamentalmente questo. La coperta è corta, abbiamo detto un po' i numeri, Draghi ha potuto diciamo, mettere sul piatto miliardi di euro per azzeramento delle bollette, l'ultimo decreto bollette per le misure sono stati messi a disposizione circa 280 milioni di euro, sono cifre diverse. Ecco. Okay. Va bene, allora questa era un'altra cosa importante perché appunto, a parte questa ricerca, ma insomma poi è stata anche pubblicata su diversi giornali, quindi è giusto anche fare, chiarezza, riuscire a capire anche bene poi dal lato pratico che cosa uno si ritroverà insomma nelle prossime bollette dell'elettricità e del gas che, gli arriveranno. Allora, noi siamo arrivati alla, fine di questa puntata, quindi io ringrazio ancora,
veramente Luca Dago, che è il nostro esperto di energia, di essere stato con noi questa mattina e di averci dato ovviamente spiegazioni molto interessanti sul tema e molto utili, quindi grazie Luca di essere stato con noi. Grazie a voi e buon weekend. E io vi do appunto appuntamento insomma alla prossima puntata di Tax Girl e adesso vi lascio nelle mani di Gemma per una Gemma in cucina. Avete ascoltato Tax Girl. It's a rich man's world.